E sul palco ovviamente tutti i colleghi, immancabile il nostro Alessandro Congia di Crastulo. Stasera questa è Mani d'Oro in passerella, sì. Seconda manifestazione, l'abbiamo seguita anche un paio di settimane fa. In un locale del genere ovviamente è possibile anche questo, perché il nostro Blue Note è un locale che si adatta, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, a tutte le situazioni. Di volta in volta il nostro grandissimo Carlo Bizzarro riesce ad adattare il locale a seconda delle esigenze, che siano concerti rock, che siano concerti cantautorali, che addirittura siano sfilate di moda. Gli organizzatori sono la nostra buonissima Patrizia Cuccu. Esatto, poi ci sono naturalmente gli abiti di Clodiana e poi degli splendidi gioielli indossati dalle ragazze, nonché anche le maschere, anch'esse indossate dalle nostre bellissime ragazze in passerella. Ciao! Sei un po' tesa? Abbastanza. Così, come ti chiami? Io Albertina, Farci. Pronti ad uscire? Usciamo. E finalmente sono con la signora Cancedda, questa meravigliosa artista di cui abbiamo visto le creazioni. Quali le creazioni? Le spettacolari maschere che le nostre mannequin oggi indossavano. Quanta passione in questa attività! Tantissima. Ecco, ma lei le fa e poi le commercializza o sono delle opere d'arte? Più che altro le regalo, qualche regalino, oppure ci sono tanti che le acquistano, sì. Ma quante ne, una curiosità proprio puerile, quanti ne ha fatto sino ad oggi? Tanti, 23 anni, tantissime. In 23 anni tantissime. Tanti. E stasera la soddisfazione di vederle indossate da queste... Non è la prima volta. Non è la prima volta. Sì, ecco, lei come inizia a fare una maschera? Ha uno stampo, No, qualcosa? è tutta cartapesta, pizzi, merletti, nastrini. Quindi ci vuole molta pazienza. Sì. Noi la ringraziamo perché grazie a lei, Grazie a voi. anche al suo contributo, Grazie la a riuscita di questa sfilata è meravigliosa. Grazie signora. Grazie a tutti. L'abbiamo vista nelle immagini sul palco del Blue Note, ha fatto due brani meravigliosi, uno autoctono, diciamo così, produzione locale, invece l'altro un brano che tutti quanti noi conosciamo della tradizione italiana. Ecco, lei è Aurora Lecis, così? Oh, quanti anni hai Aurora? 16. Ah, 16, vedi, è piccolina, perché molti che chiedevano nel parterre, dicevano no, questa ragazza è veramente molto giovane, io non volevo crederci, perché ho detto è molto brava, è esperta nel canto. Ecco, tu ti avvicini al canto in che maniera? Raccontaci un pochino di te. Ma io diciamo che ho sempre cantato, da piccola ho fatto lo Zecchino d'Oro quando avevo 6 anni, sì. Poi diciamo che mi sono allontanata un po' da questo mondo. Hai fatto lo Zecchino d'Oro, proprio hai partecipato, hai cantato fino alle finali regionali. Ah, fino alle regionali, sei stata selezionata? Sì. Poi a 11 anni ho ripreso a esibirmi per le piazze e poi ho iniziato anche a studiare canto. Fantastico, quindi ovviamente fai delle cover, se no delle canzoni anche di Cuccu, ecco.
Una canzone, mi ha regalato un inedito, sì. Ah, ecco, Nando Cucco, questo autore sardo molto importante. Ecco, le prossime tappe della tua carriera? Ancora non lo so. Da poco ho vinto un premio del produttore di moda, un inedito, e quindi adesso vedremo. Fra poco usciamo con un abito sempre della nostra stilista insomma, diciamo così, la nostra Clodiana. In questo abito noi denotiamo questi stacchi floreali coloratissimi in pieno campo nero. E questi sono gli abiti che sinceramente da profano, perché non è che sono, insomma, io con la moda non è che preferisco, perché danno anche una nota floreale ed etnica all'abito. Come ti chiami? Chiara. Quanta preparazione c'è nel backstage di queste manifestazioni? Tantissima e anche tanta pazienza, perché Galeotto Fucchi, una figlia, una cognata, chi è che l'ha portata nell'ambiente? no, vabbè, io sono la parrucchiera e quindi Patrizia mi ha inserito, ed è una mia amica, mi ha inserito, insomma, iniziando a pettinare le modelle. Vediamo. Patrizia è acconciata da te e lei è acconciata da te con questa corona, sì? Anche Ecco, lei. Anche lei, vediamo questa corona che ricorda, ecco, questa qui è proprio la classica coroncina, diciamo così, principesca, invece dietro c'è la corona che ricorda un pochino i Promessi Sposi. Lucia Mondella, non so se ti ricordi, io alle medie li ho fatti molto bene, che aveva questa acconciatura con i chiodi per tenere la crocchia di dietro. Bravissima, tu come ti chiami? Lucia Mondella, no. Silvia. Silvia, quanti anni hai? 21. Tu? 18. 39. 20. Insomma ragazzi, ne abbiamo per tutte le età, la cosa più importante è che è una più bella dell'altra e soprattutto simpaticissima. Grazie. Grazie ragazze, in bocca al lupo, ci vediamo sul palco. Finalmente in chiusura ecco tutte le ragazze schierate, io faccio parte della banda di chiusura insieme a Carlo Bizzarro che invece vediamo in fondo laggiù. Tutte quante ormai hanno finito il loro percorso, c'è anche Nicola qui, Nicola vero? Bravo, bravo. Clodiana Cucciai che si esibisce adesso in una danza tipica albanese. Vai, vai. Via. Vai. Come in una scalinata sportiva adesso impediremo alle persone di uscire da questo locale perché si è chiusa la serata, la sfilata è andata benissimo e noi ci stiamo riposando un pochino. Abbiamo la rappresentanza meravigliosa di Alessia, di altre ragazze, di altre mannequin che sono state le protagoniste di questa serata, soprattutto Carlo Bizzarro che è il patron, quello del locale che dà la possibilità a tutti quanti. Insomma, stasera sei stato soddisfatto? Si è ripetuto il miracolo? Assolutamente sì, insomma, guarda tu, è stata una cosa bellissima, curata come sempre da Patrizia, Gianfranco che ormai ci stanno aiutando in questa avventura e niente, tutta bella gente, belle modelle, una bellissima cosa. Prossimamente ovviamente si ripeteranno queste serate. Cosa hai imparato da questa avventura, da questa esperienza di queste bellissime sfilate di moda? Ma che sono una realtà, nel senso che prima non se ne facevano pochissimo anche in giro, invece il Blue Note le sta proponendo, ti ripeto, sempre grazie agli organizzatori, perché poi alla fine per far sì che riesca tutto bene deve essere fatto professionalmente, quindi ci avvaliamo della collaborazione loro e il risultato è questo. Ecco, il risultato è questo e secondo me bisogna anche ricordare che Carlo riesce ad adattare questo locale a tutte le circostanze di volta in volta che si presentano. Questo serve proprio perché per esempio l'artigianato sardo può andare avanti grossi passi se ognuno di noi dà il suo contributo e in questo Carlo Bizzarro è un vincente. I nostri presentatori che poi sono anche gli organizzatori della serata sono qui, si riposano adesso, una voce per tutte. La nostra Alessia che è in rappresentanza di tutte le ragazze che hanno sfilato. Alessia, cosa bisogna dire di questa esperienza? Beh, che dire, è una bellissima esperienza
E niente, mi sono divertita anche oggi. Fantastico, ragazzi, facciamo come la volta scorsa, salutiamo all'unisono. 1, 2, 3. Ciao, ciao, ciao. Scusa, stavo staccando la corona, però insomma.